con Saracrudo vigilia di Dinamo Brixia, una partita che vi avvicina sempre di più a quello che è il finale di stagione, dove siete chiamate realmente a dare il massimo, ma è già qualche settimana che avete ripreso a dare il meglio di voi stesse. Partita dura, e quando c'è da mettere un po' di durezza mi viene in mente Saracrudo. Sì, e come hai detto tu, adesso abbiamo ovviamente delle partite importanti e la partita di sabato sarà sicuramente, secondo me, una delle più difficili perché loro si stanno preparando, sono una squadra fastidiosa, direi, e quindi noi anche ci stiamo lavorando, stiamo sistemando qualcosa sulla difesa in queste settimane. E, e appunto sappiamo quanto è importante, per fortuna adesso è il nostro momento di giocare qui in casa nostra, e quindi questo è molto bello perché ci dà forza e io spero che appunto riusciremo a chiudere con Brescia in modo positivo, perché così poi appunto avremo altre partite secondo me tutte fattibili, perché andiamo a Bologna senza pressione, le abbiamo già battute qua, quindi non vedo perché non possiamo andare lì a vincere, e poi chiudiamo qui in casa con Faenza, è un'altra partita altrettanto importante, e stessa cosa a San Martino, dove secondo me all'andata non abbiamo avuto non so come dire, quella partita, quel risultato io lo vedo un risultato un po' falso, tra virgolette, non ci rende giustizia, quindi non vedo l'ora di andare lì e potercela giocare.